Sì, è un fenomeno che abbiamo attenzionato. Pochi giorni fa una Ferrari dalla polizia stradale e dalle volanti, ieri una Maserati, sono auto di lusso che nascono diciamo, a San Marino e vengono poi ricollocate sul territorio italiano con procedure chiaramente fraudolente per appropriazione indebita, l'ultima, mancate restituzioni a termine leasing, di noleggio, insomma sono delle attività che coinvolgono sammarinesi e italiani. Le stiamo studiando e stiamo cercando di capire un attimo tutti i passaggi di questa attività criminale. Niente, adesso dobbiamo capire intanto come ci è arrivata la macchina, i proprietari dovranno dare spiegazioni in merito al possesso di questo corpo di reato e cerchiamo poi, partendo chiaramente dalla provincia di Treviso, di ricostruire un attimo i passaggi che hanno portato il veicolo da San Marino a qui, cercando di capire quante persone sono state coinvolte, perché ancora insomma un po' di mistero, però è al vaglio degli inquirenti, cercheremo di ricostruire il tutto.